good morning to Mr. Juraj Venglos. Hello, Mr. Venglos, how are you? Okay, thank you. Good morning. Good morning, good morning. Mr. Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik. Andiamo ovviamente a presentarlo. Congratulations to you and to Marek for the winning of the title in Turkey. Please tell us your feelings about it and the feelings of Marek. I'm very happy of Marek because it's first time what he is a champion in the club, and that it's just confirming that our good decision to go to Trabzon and to make a transfer to Trabzon. Let me translate. Gli abbiamo chiesto qualcosa sul momento. Ha detto: ovviamente sono stato molto felice del fatto che Marek potesse vincere, e chiaramente poi abbiamo ricevuto merito anche per il fatto di aver scelto il Trabzonspor. Il destino, come dire, ci ha dato ragione. So, Mr. Venglos, now you can say to us how was born the idea of going to Trabzonspor, because you know, at the beginning it was something strange for us to see Marek at Trabzonspor, but destiny at the end gave a reason to you. So tell us how it happened. You know that before the European Championship that we met, you know, people from Trabzon, and we discussed, I discussed, you know, with them about possibility, and they've been very straight, they've been very clear about Marek. The coach wants him very much, and after European Championship that we come together with Marek to Trabzon, and that Marek has a good feeling, and everything was exactly as we wish. So then we signed the contract. So it was, you can say, very, very easy. So it was like at the beginning of the past season. You said that you spoke with Trabzonspor before the European Cup, right? Yes. Okay. It was first meeting. It was before, and yeah. Then we, after the European Championship, we finished everything, yeah. Ok, let me translate. È un qualcosa nato alla fine della passata stagione con il Trabzonspor. C'è stato questo incontro con la dirigenza, la quale si è subito, intanto guardate che belle immagini che stiamo mostrando, Marek Hamsik portato in trionfo finalmente dai tifosi festanti, immagini che forse avremmo voluto vedere anche a Napoli. Comunque ci dice Juraj Venglos, è una trattativa partita alla fine della passata stagione, continuata e conclusasi poi dopo la Eurocup, vale a dire l'Europeo vinto poi dall'Italia. C'è stato accordo su tutto e alla fine poi è arrivata anche la firma sul contratto. Alessandro, cosa pensi guardando queste immagini? Che domanda possiamo fare a Juraj Venglos? Penso che stai pensando quello... Ma proprio questo, cioè questo lo ha detto anche Venglos, questo è il primo scudetto vinto, il primo campionato vinto in un club. Per Marek Hamsik sarebbe stato bello vederlo anche farlo con il Napoli. Mr. Juraj Venglos, for Marek it's a kind of revenge, you know, because here in Naples he was very close many times to win the Scudetto, but it didn't happen, especially in 2018. It's like a revenge for him. Of course, that it's first time that he is a champion in the club, and of course with Napoli he was many times very near. In 2018, very, very near. So that for this reason he is really happy, you know, that he got this champion, and he hopes that Napoli can have the same. Ha detto chiaramente questa è anche un po' una vendetta per lui, perché una rivincita, vero? Revenge. Una rivincita, perché è andato vicino soprattutto nel 2018 a vincere lo scudetto, e questa volta è ovviamente molto felice e spera che il Napoli possa farlo. Sometimes Hamsik speaks about Naples now in the present. Of course that he is in touch with the boys and with people from Napoli, so that he was there, we can say minimum 12 years, you know, so that of course he is in contact with them. And he's, you know, like disappointed for what happened this year, because even this year Naples was very, very close
to win Scudetto, but in the end it didn't happen. So that, you know, that this is sport, this is football, of course, that he wished to Napoli only good things, so that of course that he is not happy with this situation. Ci ha spiegato che ovviamente sperava che il Napoli potesse vincere lo scudetto quest'anno, gli augura sempre il meglio ancora oggi, ha tante relazioni, tanti amici qui in Italia a Napoli e ovviamente ancora molto legato, ne parla ancora oggi. Posso un'ultima? Certo. Vorrei chiedergli innanzitutto quanto ancora ha voglia di giocare Marek Hamsik e soprattutto, ecco, per me Marek Hamsik sarebbe il giocatore del Napoli, per quello che ha rappresentato Napoli, che sarebbe il dirigente perfetto per, insomma, dare anche una certa, ecco, il Maldini del Napoli, cioè un giocatore che ha fatto la storia di quel club e che se anche dovesse alzare il telefono e dire senti perché non vieni qui, ecco, avrebbe un certo peso. Juraj, Alessandro was asking you how long Marek wants to play, and he was thinking that a character, a legend like Marek would be perfect in a future to be a director, you know, of Naples. What do you think about it? Oh yeah, it's like Marek will play minimum one more season because with Trabzon probably they will go to group of Champions League, and then of course that his contract will finish, and maybe he will continue one more season in Trabzon, or maybe in another season in some other club, and then, you know, after the finishing of his career, everything is possible. So that why not? He got experience enough. He's experienced enough, you know, to be in the big club like Napoli, you know, to have this position like director or maybe something similar. Okay, thank you so much, Mr. Venglos. We know you are very busy, but we thank you for your time today with us. Have a nice day. Thanks for calling. Bye bye. Good luck. Bye bye. Nel finale ci ha detto innanzitutto che sicuramente Marek Hamsik giocherà un altro anno nel Trabzonspor. Adesso che ha vinto il titolo c'è la possibilità di giocare la Champions, si va a giocare in Champions. Ci pensi Napoli-Trabzonspor? Napoli-Trabzonspor. Brutto, non sarebbe facile. A me non piacerebbe. Non sa neanche a me. Non vorrei mai vedere Marek Hamsik. Già vederlo contro la Roma quest'anno ha fatto la conference, mi sembra sì, vero, dice sì, preparatissimo. Già vederlo, insomma, con un'altra maglia per 90 minuti, ecco, sai, lo vedi fuori, non è che lo segui tantissimo, per vederlo contro una squadra italiana, tra l'altro si fece benissimo contro la Roma, fece un partitone. Insomma, vederlo contro il Napoli sarebbe tosto. Oppure sarebbe bello però vedere l'accoglienza che poi si riceverebbe al Maradona. Sì, magari il saluto che non è mai riuscito a fare davvero. Ce ne sono quelli che non sono riusciti a fare sto benedetto Maggio, Hamsik. Non c'è mai tempo di salutarsi qui a Napoli. Ciao, ci vediamo. Sì, per soffrire di meno, capito? Sì, forse non riusciamo a digerire troppo bene gli addii. Per concludere la risposta ha detto: prossimo anno sicuramente Trabzon. L'anno successivo vedremo se ancora Trabzon o magari un altro club. Da qui a 2 anni possiamo immaginare un addio al calcio giocato per Marek Hamsik, e perché no? Perché no? Poi assolutamente il futuro a tante strade, a tante vie, potrebbe essere sicuramente la possibilità di vederlo da dirigente qui a Napoli o anche, ha detto, in un'altra figura.